racconta di una biele novice che avviò il suo marito partì per le guerre. Passa il tempo e lui non torna, allora gli poverette si rassegne, aveva perduto per sempre. Le giovine però, una sera, quando era una brutta sera di tempeste, di pore, di tons e lams, si imbattite porte. Aveva viodi e non credeva i suoi voi. All'era il suo uomo che gli era tornato. O manco così credeva. All'era arrivato con un biel chiaval neri. Le chiarie su e gli disse anem. E avevano a cavalcare insieme. E che, quando arrivino di fronte al cimiteri, si slarghino in lui e si viola biele lune plene. E lui gli dice, c'è biele chi stegnot, con un morto e un vivo che chiavalin via insieme. E chi? Le signore sia quarte che stava velando Torcul su sì, ma allora è tornata dal mondo dei morti. Allora si è spaurita, crederai. E salta giù dal chiavallo di corse e va a rifugiarsi per fortuna in una chiesa che non si sa molto che reviarte. Va dentro e il sposo il corda urla, perché pale, no? Ma non voleva fare male, anzi battevi, dicevi ti prei, fammi venuto a me, dammi un tuo ricordo. Allora gli ha fatto un po' d'ul e gli dà un lembo dalle sue vestaie. Lui lo chiappa e lo stringe al cuore, però al dis, no, fassi mut, che podiamo anche lui per l'ultima volta togliere le tue piel. Allora sempre gli chiappate dalle pietà, o met fur un det, il mignolin per la clavadorie. E il muart gli chiappa e gli strappa e gli porta via. Cerca appunto gli dà il det e lui se lo porta via. E che chi è le storie della pura novice senza il mignolin.